Nel corso di uno speciale curato dalla nostra redazione con il commercialista dottoressa Stella Vella, abilitata OCC, si è discusso ampiamente della legge conosciuta meglio come la salva suicidi, che è la numero 3 del 2012, che riguarda il sovraindebitamento delle famiglie e delle aziende, che sommersa dai debiti di varia natura, fiscali, bancari, prestiti da finanziari e persino quelli condominiali, può liberarsene in maniera agevole e ritornare così alla vita tranquilla, così come è successo recentemente a una famiglia di Porto Empedocle che ha visto ridurre i suoi debiti che ammontavano a 434.000 euro per un importo di 62.000 euro. Naturalmente non si deve rivolgere agli usurai, perché lo Stato attraverso la 3/2012 dà la possibilità di ripianare la propria posizione debitoria attraverso una delle 3 procedure previste dalla legge. Quindi se la persona è sovraindebitata, non riesce più a pagare, rivolgersi agli OCC. Io sono la referente dell'OCC Diritti del Debitore, quindi diciamo intavolare una conoscenza con il mio OCC per stabilire se nel caso specifico ci sono i presupposti per l'accesso alla legge. Successivamente verrà affidato la pratica ad un gestore, il quale sulla scorta della documentazione e della conoscenza della posizione specifica della famiglia o dell'azienda sotto soglia fallimento o del professionista che si trova in una situazione di sovraindebitamento, predisporrà la relazione con al corredo tutti i documenti, che verrà poi vagliata dal giudice per l'omologa del piano di rientro. Che cosa si ottiene? Si ottiene naturalmente la possibilità di pagare in base a quello che si può pagare, quindi in base al proprio reddito e in base alla composizione del proprio nucleo familiare. Naturalmente questo tagliando, tra virgolette, una parte di debiti. Riprendendo alla fine della procedura, che può durare da 5 ai 9 anni massimo, un ruolo attivo nella società, liberi dai debiti. Ecco, c'è un sito, chi vuole maggiori informazioni? Sì, www.idirittideldebitore.com, vi ritroverete tutti gli OCC della Sicilia, cliccare su quello di Agrigento dove ci sarà l'istanza, ci sono anche i nostri recapiti, quindi la PEC, la mail e i numeri di telefono a cui rivolgersi. Ecco, in questo momento di Covid facciamo un appello anche all'associazione di categoria affinché si rivolgano ai propri iscritti che possono avere bisogno. Naturalmente loro hanno un ruolo importantissimo di raccolta del bisogno, perché essendo radicati sul territorio riescono ad avere con i loro iscritti, come lei ha detto, un rapporto più diretto, e quindi li invito a divulgare questa legge a sostegno della legalità, innanzitutto, che svolge una funzione sociale e non solo, perché ridare serenità a una famiglia e riprendere di nuovo un ruolo attivo non è sicuramente un dato indifferente.